La sala consigliare del Comune di Nuoro ha ospitato oggi la cerimonia di consegna del premio Avvio alla professione Carlo Cadeddu, un appuntamento voluto dalla famiglia del geologo che negli anni 90 ha anche ricoperto incarichi amministrativi al Comune di Nuoro come assessore. L'iniziativa è stata voluta dalla moglie di Carlo Cadeddu, Emilia Gramigna, nell'ambito di una serie di iniziative dedicate alla memoria del marito con il supporto organizzativo dell'Ordine dei Geologi della Sardegna. L'obiettivo del premio è quello di dare l'opportunità di accesso ad un finanziamento in forma di start-up professionale ai giovani laureati in scienze geologiche e iscritti all'ordine. Il bando delle annualità 2012-2013 ha consentito l'erogazione di 2 premi del valore di 2.500 euro. Quest'anno sono stati premiati i progetti presentati dai geologi Laura Magia per l'annualità 2012 e da Sergio Calcina, annualità 2013. La cerimonia di premiazione è stata preceduta dagli interventi di Davide Boneddu, presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna, che ha ricordato la figura di Carlo Cadeddu, un precursore della professione, e il senso dell'iniziativa che intende premiare 2 giovani geologi che si avviano ad intraprendere una professione che ha una grande importanza e che ha esteso negli anni la propria competenza, non solo sul fronte della sicurezza. Il sindaco Sandro Bianchi ha parlato di Carlo Cadeddu come di un amministratore capace, di un galantuomo. Il primo cittadino ha sottolineato che la premiazione cade nel 50° anniversario dell'istituzione della figura professionale del geologo, un riconoscimento tardivo in un paese che soffre per uno sviluppo edilizio disordinato. Al convegno sono intervenuti sia il Lions Club di Nuoro, di cui Cadeddu è stato vicepresidente, che il Rotary Club. Luciano Otelli, collega universitario di Carlo Cadeddu, ha tenuto una Lectio Magistralis sulla cultura mineraria in Sardegna, sulla storia, i luoghi e le persone.